Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Una violenza efferata e reiterata. Emergono i primi dettagli dell'autopsia sul cadavere del pasticcere ucciso a Ognina da un parcheggiatore abusivo. Domani pomeriggio i funerali in cattedrale a Catania. E sempre a Catania aumentano i controlli nel parcheggio AMTS, ostaggio di abusivi e violenti in Corso Sicilia. Stamattina nuovo sopralluogo del sindaco Trantino, carabinieri e polizia municipale presidiano l'area. Ancora aggressione sulle donne. A Messina l'episodio di violenza è avvenuto nella stessa zona dove fu aggredita la studentessa Sara Campanella. Un altro caso poi a Palermo. Etna è polemica sulla presenza di turisti in alta quota durante l'ultima eruzione. Protestano i sindaci del territorio e il gestore della funivia. Poteva essere un'altra Pompei, è stata solo fortuna. Caos sulla A19, code chilometriche a causa dei cantieri aperti. Dopo le polemiche arrivano le dimissioni dei due subcommissari. Adesso ANAS chiede alle imprese di lavorare anche di notte. Oggi è la giornata mondiale della bici, ma in Sicilia sono ancora pochi quelli che sfruttano il mezzo a due ruote per andare al lavoro o anche solo per piccoli spostamenti quotidiani. Calcio a Catania tiene banco il futuro del direttore sportivo, il Siracusa. Domenica sarà in campo per giocarsi lo scudetto della categoria dilettanti. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con l'omicidio del pasticcere a Ognina, riunione catanese. Oggi l'autopsia sul corpo di Santo Re. Ancora oscuro il movente della violenza. Il servizio di Lorena Dolci. Un omicidio frutto di una violenza efferata e reiterata è quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia sul corpo di Santo Re, il pasticcere di 30 anni accoltellato a morte a Piazza Mancini Battaglia a Catania. L'esame condotto dalla dottoressa Monica Salerno sembra confermare le prime analisi dei PM secondo cui la vittima è stata colpita più volte al tronco, all'addome e agli arti superiori con un coltello. Nonostante le gravissime ferite, il pasticcere è riuscito a fuggire in direzione del Bar 40 per chiedere aiuto, ma i soccorsi sono stati inutili. Il suo assassino, John Obama, 37 anni, originario dello Zimbabwe, è già noto per comportamenti violenti, è stato fermato dalla polizia dopo una breve fuga, con le mani e i vestiti ancora sporchi di sangue, mentre pronunciava frasi sconnesse e ripeteva il nome della vittima. Contro di lui prove schiaccianti, oltre a questo filmato anche due testimoni oculari. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP, che ha convalidato l'arresto. Resta ancora scuro il movente di tanta ferocia. Venerdì scorso il pasticcere, cognato del titolare, stava tornando con due granite a casa a Mascalucia, dove lo aspettavano la moglie e una figlioletta di pochi mesi. L'aggressione a metà della rampa che conduce al porticciolo di Ognina. I due si conoscevano bene. Il giovane papà aveva spesso dato del cibo a quel posteggiatore abusivo che utilizzava varie identità anche per sfuggire al foglio di via che aveva ancora in tasca, ma a cui non aveva mai ottemperato. Nonostante lo shock, il sit-in in programma per ricordare la vittima è andato deserto. Domani alle 16:30 i funerali nella cattedrale di Catania, mentre poco prima sul caso si riunirà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Ergastolo e isolamento diurno per 2 anni e questa è la richiesta avanzata alla Corte d'Assise di Catania dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto Fabio Platania per Leonardo Fresta, il panificatore di 43 anni accusato di aver ucciso la convivente Deborah Pagano di 32 anni a luglio del 2022 nella loro abitazione di Macchia, frazione di Giarre. La coppia aveva una bambina che allora aveva 7 anni e che il giorno della morte della madre era nella casa della nonna materna. Le telecamere di Antenna Sicilia ormai sono in presidio permanente su Corso Sicilia. Dopo i nostri servizi e la morte di Santo Re a Ognina, aumentano i controlli nel parcheggio di AMTS. In mattinata nuovo sopralluogo del sindaco Trantino, l'area presidiata da carabinieri e polizia municipale. Servizio di Tonino De Mano.
L'ondata emotiva per la morte di Santoré, i nostri servizi continui e pressanti su Corso Sicilia e dintorni, l'esasperazione di automobilisti e residenti contro i parcheggiatori abusivi organizzati in bande che chiedono soldi anche per acquistare alcolici o crack. Si vedono nel piazzale che barcollano, si esibiscono in balletti o in strane esternazioni, uno di questi addirittura sotto lo sguardo del sindaco trentino. È un'emergenza nell'emergenza quella che si vive nel centro storico di Catania, dove ogni giorno si contano decine di auto danneggiate. Vetri in frantumi per due motivi: non hai pagato il pizzo al parcheggiatore di turno, oppure per arraffare quel che c'è sulla macchina e monetizzare per acquistare la droga. Mentre eravamo in giro a documentare sentiamo una sirena. Si tratta di un'auto dei carabinieri che interviene a San Berillo per il malore di un extracomunitario, presumibilmente dopo una dose di crack. Nel parcheggio di Corso Sicilia continua l'attività dei parcheggiatori abusivi, che però vedono ridursi notevolmente l'orario di lavoro. Perché? Semplice: carabinieri e polizia municipale presidiano l'area e intervengono chiedendo documenti, alcuni non li avevano, e chiedendo ausilio per trasferirli in caserma e procedere finalmente al fotosegnalamento. Qualcuno tira un sospiro di sollievo. Qua dietro c'è il Bronx, il problema non sono le prostitute, il problema è c'è evidentemente tantissima brutta roba che gira. La sera specialmente non c'è nessuno qua, non c'è un presidio, almeno finora non ce n'è stato. Il controllo ci vuole perché comunque sia c'è troppo disordine soprattutto per le donne. Ma bastano i controlli? No. Basteranno questi controlli o serve altro, alias spedirli in patria se non in regola con il permesso di soggiorno? Domani intanto è prevista una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Due aggressioni, una a Messina, l'altra a Palermo, ai danni di due donne, temi riproposti, appunto quello della violenza e della sicurezza. A Messina, pensate, l'episodio è avvenuto nella stessa zona dove fu aggredita Sara Campanella, la studentessa uccisa poi da un collega universitario, il servizio di Francesco Triolo. La zona è la stessa in cui è stata aggredita a morte Sara Campanella lo scorso 31 marzo. Per fortuna però questa volta ad assistere all'aggressione di una ragazza di 29 anni da parte dell'ex, un 49enne già nota alle forze dell'ordine, c'era un carabiniere libero dal servizio che ha notato il litigio nei pressi dello Stadio Celeste. L'uomo avrebbe aggredito l'ex compagna rubandole il telefono cellulare e allontanandosi a piedi, ma la segnalazione del militare che ha soccorso la vittima ha fatto scattare l'intervento della Gazzella dell'Arma, che ha rintracciato e bloccato l'uomo, conducendolo in caserma dove sono scattate le manette. Le accuse sono atti persecutori, rapina ed evasione dagli arresti domiciliari a cui era in atto sottoposto per altra causa. Il 49enne adesso è ai domiciliari, mentre la ragazza, medicata al pronto soccorso del Policlinico, ha avuto una prognosi di 20 giorni. Da Messina a Palermo, storia di un'altra aggressione. Nella zona di Via Macheda la notte scorsa un uomo ha provato ad accoltellare la moglie e poi ha appiccato un incendio all'abitazione. L'allarme è scattato poco prima delle 3 quando sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco a generare l'aggressione, una lite tra i due coniugi. La donna è stata soccorsa al 118 mentre l'uomo è stato arrestato dalla polizia che sta indagando per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Una notizia appena battuta dalle agenzie: un autotrasportatore di 48 anni, Carmelo Magistro, originario di Biancavilla in provincia di Catania, è morto sabato scorso in contrada Carcinina a Noto nel Siracusano da una prima ricostruzione che deve ancora però trovare alcune conferme. Sembra che l'uomo stesse lavorando a operazioni di carico e scarico in un'azienda agricola, non sono chiare le cause del decesso. E davanti alla terza sezione penale collegiale del Tribunale di Catania si è tenuta oggi pomeriggio un'udienza del processo per lo stupro alla Villa Bellini avvenuto il 30 gennaio del 2024 a Catania, nel quale è rimasta vittima una ragazzina di 13 anni con il suo fidanzatino, all'epoca dei fatti 17enne. Per la violenza furono arrestati 7 egiziani, 2 minorenni, 2 di questi sono già stati condannati, uno a 12 anni e 8 mesi, l'altro a 4 anni e 8 mesi con rito abbreviato come esecutori materiali dello stupro. Un altro è stato condannato con il rito ordinario a 7 anni e 4 mesi di prigione. Oggi pomeriggio c'eravamo davanti al presidente del collegio Santino Mirabella, sono stati ascoltati altri 4 egiziani, facenti parte sempre del branco, che si sono difesi testimoniando che era loro intenzione difendere la ragazza mentre era
era chiusa in bagno con i condannati. Il processo di primo grado, ormai alle battute finali, è stato aggiornato al prossimo 1° luglio. Adesso parliamo dell'Etna. Dopo l'ultima eruzione è tempo di polemiche. Il gestore della funivia invoca controlli sul versante Etna Nord, che definisce terra di nessuno. È stato chiesto anche un tavolo tecnico per regolamentare il turismo sul vulcano. Il servizio. Scampato il pericolo sull'Etna, dove si è sfiorata una nuova Pompei, arriva il tempo delle polemiche, con la necessità di regolamentare il turismo sul vulcano in nome e per conto della sicurezza. Non le manda a dire Francesco Russo Morosoli, patron di funivie dell'Etna. Non può esistere che tutti gli operatori che fanno le escursioni in quota abbiano delle regole proprie. C'è chi le segue, come la funivia dell'Etna, come Etna Sud, e invece a Etna Nord, dove è terra di nessuno e dove vige la più assoluta anarchia, e purtroppo le immagini di ieri lo hanno dimostrato. Morosoli invoca un tavolo tecnico per migliorare il sistema di gestione del turismo sull'Etna. Io chiedo fortemente un tavolo tecnico dove si possa parlare del sistema Etnas, implementandolo anche a Etna Nord, coinvolgendo anche gli altri operatori, e chiedo anche sanzioni durissime per noi operatori, perché chi sbaglia deve pagare. Credo che ormai sia assolutamente necessaria una nuova perimetrazione del comprensorio di Etna Nord. Si è rischiato grosso sull'Etna. Le immagini del crollo di una parete del cratere hanno fatto il giro del mondo, con un'immensa nube ardente che correva veloce sul fianco del vulcano. Ieri si è corso un rischio importante, ritengo sia stata una giornata davvero fortunata, perché poteva avvenire la perdita di vite umane, avremmo vissuto una Pompei in diretta. Per fortuna il sistema di allerta Etnas ha funzionato alla perfezione. Alle 5:30 del mattino l'allarme è stato recepito dai 13 sindaci dei comuni interessati, dalle forze dell'ordine e dal consorzio delle guide turistiche. Vietato oltrepassare quota 2500, ma nessuno a vigilare, nessuno ad intervenire, e i turisti intenti a scappare si trovavano ben oltre quota 2800. Adesso parliamo del caos sull'autostrada A19, Palermo-Catania, cantieri aperti e traffico intenso. Arrivano i primi scossoni dopo le polemiche, i 2 subcommissari si sono dimessi, adesso ANAS chiede alle imprese di lavorare anche la notte. Il servizio di Marco Gulla. Il traffico di ore, i cantieri nella 19, le polemiche, adesso le dimissioni, travolti dalle critiche del presidente Schifani per il caos generato dai lavori sull'autostrada Palermo-Catania. I 2 subcommissari Lelio Russo e Sergio Tumminello hanno rinunciato all'incarico, giocando d'anticipo rispetto al presidente della regione, che aveva fatto trapelare l'intenzione di togliere loro l'incarico dopo che ieri sera si sono registrate code di 15 km in entrambi i sensi di marcia. Ieri, nella festa del 2 giugno, lunghissime chilometriche e le code anche di giorno in uscita e soprattutto in entrata a Palermo. Per uscire dal capoluogo e superare il cantiere su viadotto Perriera si impiegava in media 2 ore, anche 5 ore tra andata e ritorno. Adesso l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme incontrerà il presidente della regione siciliana Renato Schifani, con il quale in queste ore ci sono state varie interlocuzioni telefoniche. L'obiettivo è accelerare i lavori in corso nel rispetto del cronoprogramma, anche con turni notturni per garantire la percorribilità delle tratte autostradali nel più breve tempo possibile. Nel piano dei 2 cantieri, che comprende 64 interventi di varia tipologia, segnaletica, pavimentazione e nuove barriere, per un investimento complessivo di 913 milioni di euro, è stato completato il 32% dei lavori. L'incontro tra Gemme e Schifani è avvenuto, soddisfatto il presidente della regione, che ha detto il rispetto del cronoprogramma e l'impegno di garantire la percorribilità dell'autostrada nel più breve tempo possibile sono obiettivi prioritari che continueremo a sostenere con determinazione. E queste sono le parole del presidente Schifani. A Palermo, blitz antimafia, Porta Nuova, 16 arresti, 29 indagati, droga e scommesse, i canali finanziari di Cosa Nostra. L'operazione odierna dei Carabinieri è il seguito della maxi retata dello scorso febbraio, in cui furono arrestate 181 persone. Servizio.
16 arresti e 13 obblighi di dimora, azzerato il mandamento di Portanuova a Palermo, 29 misure cautelari in tutto, eseguite stanotte dai carabinieri e che sono il seguito della maxi operazione di febbraio in cui furono arrestate 181 persone. Emerge una Cosa Nostra legata alle regole dei padri fondatori, ai suoi antichi riti e al tradizionale repertorio criminale fatto di estorsioni, traffico di droga e scommesse clandestine online, ma anche capace di ricorrere ai moderni mezzi di comunicazione per cercare di sfuggire alla pressione investigativa. Una mafia coesa, violenta e vitale che può contare su un'allarmante disponibilità di armi, si legge nella nota dei carabinieri. La mafia gestisce direttamente le piazze di spaccio o impone una tassa ai pusher nel caso in cui deleghi il lavoro sporco. In ogni caso i boss controllano i canali di approvvigionamento. Le sostanze principalmente spacciate sono cocaina e droghe sintetiche. Nel frattempo Cosa Nostra impone i pannelli di gioco per le scommesse. Chi sbaglia viene punito con brutali pestaggi e poi anche investimenti in attività economiche apparentemente lecite. Per smarcarsi dalle intercettazioni Cosa Nostra effettuava telefonate tramite app o anche videochiamate. Canali nuovi che però sono stati prontamente percorsi dagli investigatori arrivati alle fonti. Gli indagati non erano stati inclusi nei provvedimenti dello scorso 11 febbraio nell'operazione Grande Inverno che aveva portato in carcere 181 persone. Adesso ad Agrigento, dove torna l'allarme inquinamento, liquami fognari non depurati che finiscono nel fiume Akragas e poi in mare a San Leone. A denunciare il nuovo sversamento è l'associazione Mare Amico che chiede interventi urgenti. Davide Sarto. Liquami fognari finiscono nel fiume Akragas e poi in mare a San Leone. Ad Agrigento torna l'incubo dell'inquinamento costiero. A lanciare l'allarme è ancora una volta l'associazione Mare Amico che ha documentato e segnalato un pesante sversamento di reflui non depurati provenienti dal villaggio Peruzzo nella zona dell'ex mulino Taglialavoro. Le immagini mostrano uno scarico diretto nel fiume con un flusso continuo di liquami che arriva fino alla foce, contaminando le acque marine. Il coordinatore Claudio Lombardo ricorda che già nel 2022 si era verificata la stessa situazione per via di uno scolmatore difettoso nella rete fognaria. Un problema noto e mai risolto che oggi si ripresenta con le stesse modalità. Siamo alle solite ad Agrigento. Arriva l'estate e arrivano i problemi del sistema fognario. Come è accaduto già nel 2022 c'è stata un'interruzione della canalizzazione delle acque fognarie che invece di arrivare al depuratore Sant'Anna sono state sversate nel fiume Akragas che arriva direttamente a mare a San Leone. L'AICA ci ha confermato questa rottura. Mare Amico chiede interventi urgenti e strutturali per evitare che l'intera fascia costiera agrigentina continui a essere danneggiata da una gestione inadeguata del sistema fognario. Le segnalazioni sono state inviate a tutti gli enti competenti. I presidi ospedalieri di Acireale e Giarre sono gli unici beneficiari di un progetto finanziato dal PNRR che si potrebbe estendere anche ad altri distretti dell'ASP di Catania, mirato a ridurre ricoveri e a migliorare la gestione domiciliare dei pazienti fragili. È il bilancio di un anno nelle parole del direttore sanitario del presidio Acese, lo ha raccolto Simona Mazzoni. È attivo da un anno nei presidi ospedalieri di Acireale e Giarre e sta cominciando a dare i frutti sperati. Il progetto finanziato con oltre 1.100.000 euro dal PNRR, mirato a migliorare la gestione domiciliare dei pazienti fragili over 65, prevenendo così accessi inappropriati al pronto soccorso e degenze ospedaliere prolungate. I dati sono positivi per un modello che potrebbe coinvolgere ancora più territori gestiti dall'ASP di Catania. I risultati di un anno intanto evidenziano un incremento significativo del 120% delle dimissioni protette rispetto all'anno precedente. Quello che sta succedendo come risultato è che intanto abbiamo intercettato quasi 600 pazienti, il target era previsto, era di 270 perché abbiamo incluso non soltanto i 2 distretti che sono quelli del progetto, quindi che riguardano i distretti sanitari di Acireale e Giarre, ma abbiamo intercettato anche altri pazienti provenienti dai distretti sanitari nell'ambito dell'ASP di Catania. Il progetto si articola in
in 2 fasi, una intraospedaliera del paziente ricoverato e una extraospedaliera. C'è un'azione di concertazione anche con i parenti, quindi i parenti vengono coinvolti in prima linea, e quello che si sta cercando di ottenere, che di fatto è stato così, è la conversione. Anziché attivare molte più RSA, si è invertito questa proporzione e gli anziani hanno la possibilità di essere assistiti al proprio domicilio. Il bacino di riferimento comprende 17 comuni dell'area ionico-etnea da Acireale a Castiglione di Sicilia. Il progetto ha ottenuto una proroga per altri 3 anni. Al Sud Italia i lavoratori sono più felici e soddisfatti del proprio impiego rispetto a quelli del Nord. Lo rivela l'osservatorio Benessere e Felicità. La qualità della vita ispira i lavoratori, o almeno questo è il senso di questa indagine. Veronica Barbarino. Chiedimi se sono felice al lavoro. L'Osservatorio Benessere e Felicità, che monitora annualmente il rapporto tra italiani e lavoro, rivela che al Sud Italia i lavoratori sono più felici e soddisfatti del proprio impiego rispetto a quelli del Nord. Ho rifiutato tanti lavori per fare questo, quindi ne sono contento. Non sono felice per altri motivi, ma poi il lavoro aiuta a stemperare. Non cambierei mai la mia terra. Io lavoro di fronte al mare e penso che sia una cosa impagabile. Sono felice di venire a lavorare la mattina, sono contenta, mi trovo bene, è un bell'ambiente. Come si fa a non essere felici con questa vista? La cosa che mi appaga di più farlo soprattutto è lasciare un segno alle persone. Sono felice di avere la mia attività realizzata qui in Sicilia, soprattutto in una zona marittima, e sono anche contento di aver trovato un equilibrio che risponde alle mie esigenze. I dati ribaltano gli stereotipi consolidati. Il Sud e le isole, tradizionalmente considerate aree di difficoltà economica, mostrano invece una capacità di trovare soddisfazione nel proprio ruolo professionale, superiore alle regioni più industrializzate. Salute, benessere psicofisico e tranquillità quindi contano più dello stipendio. I soldi non sono tutto nella vita, soprattutto se non c'è la salute. Quelli che ti servono, quindi è una cosa molto soggettiva. Chi vive in Sicilia lo sa, si vive anche di piccole cose. Lavorare per vivere e non il contrario. Questo sembra essere il nuovo principio che ispira i lavoratori. Beati loro. Nella giornata mondiale della bicicletta, cambiamo argomento, chi può ne approfitta per fare una passeggiata. Ancora pochi ciclisti che la usano però per andare al lavoro, ma tutto sommato c'è ottimismo. Il servizio di Francesco Aloi. Quanto è comodo andare in bici? Abbastanza, comodissimo, risparmi tanto tempo, è divertente. Dalla musica al cinema, naturalmente passando per la vita di tutti i giorni. Negli ultimi anni, soprattutto nel post-Covid, la bici sta diventando sempre più protagonista. Oggi è la sua giornata. Io ad esempio sono insegnante di motori ai miei bambini all'elementare, dico di venire a scuola in bici. E loro vengono? Alcuni sì. Economica, ecologica e soprattutto salutare. La bicicletta è il mezzo ideale per una mobilità sostenibile. Ridurre il traffico, l'inquinamento, lo stress e migliorare la qualità della salute delle persone. Per FIAB promuovere la bici è promuovere un futuro più sicuro. Sono sempre di più i chilometri di piste o corsie dedicate alle bici. Le strade delle nostre città si stanno trasformando tra favorevoli e contrari, anche se spesso restano deserte, o quasi. Dovrebbe essere sfruttata di più questa situazione di camminare in bici. Ancora non viene accettata da tutti. Secondo l'ultimo report Ipsos, quasi un italiano su 2 ha una bicicletta. Il 26% la usa per fare sport, ma per recarsi al lavoro la percentuale scende al 10%. Però, se volete evitare il grande traffico, sappiate che una soluzione c'è: andare in bici, sempre che non piova. Ovviamente. Allora, adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi ritorniamo per parlare di sport. Entriamo in diretta, apriamo la pagina del calcio, è tempo di valutazione in casa delle squadre siciliane, l'unica ad avere ancora la stagione in corso è il Siracusa, che domenica prossima si giocherà lo scudetto della categoria dilettanti. A Catania invece tiene banco il futuro del direttore sportivo. Il servizio di Francesco Triolo.
Sarà quasi certamente la settimana in cui in Casa Catania si dovranno stringere i discorsi relativi alla programmazione della prossima stagione. L'unico punto certo al momento è la partenza per il ritiro fissato per metà luglio a Norcia. Per il resto c'è da verificare tutto o quasi, a cominciare dalla composizione dello staff dirigenziale. La scelta se proseguire con Daniele Faggiano oppure no dovrebbe essere presa in questi giorni, dopo le valutazioni nelle scorse settimane. L'ipotesi che il dirigente possa andare via è stata suffragata dalle voci che vorrebbero a Catania un ritorno di Guido Angelozzi. Tutto però è da definire. Sembra più salda la posizione di Mimmo Toscano in panchina, ma è una valutazione che verrà fatta dopo. Intanto però si guarda anche al parco giocatori, si va verso la conferma di un blocco come quello difensivo di Ini, Gherardi, Di Gennaro, quindi Di Tacchio, Raimo, Guglielmotti, oppure Jimenez, Lunetta, Stoppa Inglese in attacco. Il resto è tutto da valutare. Valutazioni in corsa anche per il Siracusa, pur se la stagione non è ancora conclusa. Gli azzurri infatti domenica prossima si giocheranno lo scudetto dei dilettanti in gara unica contro il Livorno in campo neutro, un traguardo che la squadra di Turati vuole a questo punto centrare. Stagione conclusa al Trapani, dove si lavora sul mercato, intanto in uscita diversi giocatori che non hanno convinto, tra questi l'attaccante ongaro arrivato a gennaio, ma senza incidere. Sempre complicata la situazione a Messina, l'ex presidente Sciotto starebbe cercando di evitare il fallimento attraverso alcuni pagamenti in extremis prima dell'udienza del 10 giugno, ma pesa il meno 14 in classifica con cui si ripartirebbe l'anno prossimo. Adesso ci fermiamo, un'altra piccolissima pausa, ritorneremo subito dopo. Rientriamo in diretta, non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque il nostro telegiornale finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.